No, abbiamo avuto degli allagamenti sostanzialmente in alcune zone che sono andate completamente sotto, quindi sia abitazioni che attività commerciali, per cui adesso stanno intervenendo sulle ultime zone critiche rimaste, stanno cercando di far drenare l'acqua, però è chiaro che insomma, essendo caduta circa 200 mm di pioggia in quelle 2 giornate di rovesci, è chiaro insomma, che la portata è stata importante e chiaramente il sistema fognario non è evidentemente adeguato a gestire queste bombe d'acqua che ormai sono sempre più frequenti. Questo non è chiaramente un problema solo di Porto Viro, ma è un problema che abbiamo tutti e che prima o poi dovremo prendere in mano. Danni alle colture? Presumo di sì, ora stiamo facendo diciamo, la contezza di tutti quei danni collaterali. Noi ci siamo naturalmente da subito interessati all'incolumità delle famiglie. Lo ricordo, anche ieri c'era una famiglia che abitava al primo piano con un neonato in casa che avevano praticamente l'acqua alle ginocchia, per cui ecco, adesso cercheremo di fare un'analisi di tutti quei danni che sono collaterali, che sicuramente ci saranno stati. Lo stato di calamità deciso dal Presidente Zaia cosa porterà alla Basura Comune? Io sono assolutamente d'accordo, è chiaro che si apre anche tutta una situazione, credo, legata ad eventuali ipotesi di risarcimento. Naturalmente ora capiremo se la richiesta che è stata fatta anche a livello nazionale sarà accolta. Siete già a regime adesso? Avete già recuperato tutte le parti critiche della città? Quasi tutte, ne permangono ancora alcune, abbiamo delle squadre di protezione civile che ringrazio sempre per il grande servizio che hanno svolto per gestire le emergenze, che stanno continuando a svolgere unitamente ai vigili del fuoco e alla polizia locale. Abbiamo anche una squadra del Padovano che insomma sta cercando di rispondere a tutte quelle richieste che sono state in qualche modo verbalizzate e che si cerca di dare risposta.